in Inghilterra è nato con il nome di mappa di parrocchia, perché solo la conoscenza degli altri e la relazione con gli altri fa la città. Tutto il resto è relativo. Io, che sono storico dell'arte, che faccio dei monumenti, dico che tutto il resto è relativo. Quello che importa è la comunità. Prima cosa, noi non siamo qui per mangiare, non mangiamo la Pasqua. Allora che significa questo? Significa che nessuno di voi può pretendere io con i 7 euro pago le fave, il vino, le facciamo come se li facessimo con le nostre mani. E Chessari, Carmelo Chessari che ci fa le fave, lo fa con lo stesso spirito. Mi seguite? Lo fa con lo stesso spirito. È contento che si facciano queste fave stasera perché è una tradizione. Questa relazione, questo essere insieme è fondamentale. Il pane che rimane non portatecelo a casa, lasciamolo per va bene, lasciamolo per il pane del giorno dopo, perché la nostra benedizione è la suddivisione, cioè un sacerdote spezza il pane. Se non si spezza il pane è indigesto. Grazie. Allora, noi abbiamo un'associazione che si chiama Youpolis, è un'associazione culturale che lavora in città, in altre città di questa provincia, anche fuori. Abbiamo un gruppo a Rosolini, un gruppo a Giarre e stiamo cercando di fare fondamentalmente una cosa: stiamo cercando di riunire i nostri ragazzi e impegnarli nelle attività per fare relazioni nelle città, però dal vivo. Allora noi abbiamo deciso quest'ultimo anno di spiegare, dopo 3 spettacoli che presentiamo, cioè come ci chiamiamo, anche i parenti l'hanno chiesto, come vi chiamate? Io sempre vi chiamo nipotino, tipo non so se sempre nipotino, ma hai un tuo vero nome. Quindi noi ormai ci presentiamo così. Ci chiamiamo Giuseppe e Nando E siamo fratelli. e prima di tutto ci teniamo a salutare i nostri genitori. Sono qua. Ciao mamma Carmela. Ciao mamma Carmela. Ciao papà Gianfranco. Ciao papà Massimo. Noi siamo orgogliosi di appartenere a una famiglia siciliana, ragusana, accogliente e soprattutto numerosa. È proprio vero, in genere il numero dei componenti di una classica famiglia siciliana varia tra i 20, i 30, i 40, ma in famiglie come la nostra sfiora i 70. Cioè se ti ferma la polizia ti fa una multa per eccesso di fecondità. Che poi voglio vedere te a salutare 70 persone. Io per le mangiate, per i cenoni, quelli delle famiglie naturalmente, le mangiate, io non faccio altro che salutare. E adesso ho capito perché si chiamano mangiate. Voi mangiate, io no, perché devo salutare tutti, se no si chiamerebbero mangiate. Invece no, e così invece saluto l'ultimo, ovvero lo zio Carmelo di 81 anni che mi guarda e mi dice: Ma quando si fa? Ma che non mangia questo sì, va a mangiare, ma che tu mangiare e salutare. Ma proprio noi salutiamo, già.
la tradizione di mangiare le fave per sguittare i peccati, secondo la tradizione ragusana. Le fave ci accompagnavano in tutto e per tutto nella giornata, fatica per scavarle 3 volte, 4 volte l'anno, ma dolcezza del cibo, però a lungo andare stufavano e per questo si sguittavano i peccati, si espiavano i peccati, anche quando erano novelle, come era alla vigilia di San Giovanni. Bisogna levare questa, signora.